Ardauli a contendersi i primi 3 posti. La partenza richiamata. Partiti. Partenza valida ed è subito Photon Giants con Danilo Remores che è già partito in comando alla prima batteria. In seconda posizione Mionelli che ha il recupero di l'altro rappresentante di Photon Giants, Dinamica. In quarta posizione Ardauli, in quinta la Giuva Verde sempre di Ardauli e poi Samoveo chiamato al recupero dopo la partenza tardiva rispetto ai primi 5 che affrontano la curva per il secondo passaggio, dove andatura di tutto comodo per Danubio De Mores con Giuseppe Piccino che per Photon Giants mantengono il comando delle operazioni. Inizia ora il giro conclusivo dove ha già passato gli occhiali Piccino, sapendo di essere in controllo totale, addirittura allungando nei confronti di Mionelli e Giovanni Soggia sulla clandestina. In terza posizione rimane in quota Photon Giants con Salvatore Nego che va a attaccare Mionelli. Intanto il battistrada continua sempre la sua marcia solitaria al comando, affrontando l'ultima curva. Ancora salvamento al comando, ci provano ancora con l'altro rappresentante di Photon Giants, si presentano in volta primo e secondo i due rappresentanti di Photon Giants ed è Danubio Remores per Photon Giants, sempre Photon Giants con Salvatore Niedu, mentre al terzo posto conclude Mionelli. Giuseppe Piccino con Danubio Remores per il comune di Photon Giants. Quindi il vincitore della settima edizione, il comune di Photon Giants, che addirittura piazza al secondo posto anche Dinamica e Salvatore Niedu, mentre al terzo posto Ardauli che ha preceduto Samugheo. Entrambi i trionfatori per il comune di Photon Giants, Salvatore Niedu e Giuseppe Piccino. Un applauso per i trionfatori di questa settima edizione del Palio del Barigadi. Giuseppe Piccino con i colori di Photon Giants, Danubio De Mores anche oggi ha dimostrato tutta la sua qualità e insomma avete fatto un bel acquisto. Sì, sembrerebbe di sì. Oggi si è comportato alla grande come Aurune, anzi forse anche un filino meglio perché è più tranquilla il canapo, parte che è una bellezza la verità, pronti via una fucilata. Niente, contenti alla grande, contento per il mio proprietario che l'ha acquistato e contento per tutto, dai. Contenti per Photon Giants, che se non sbaglio non hanno mai vinto, quindi l'abbiamo fatti vincere il primo palio e niente. Cavallo, cosa c'è da dire? Pronti via, l'ho fatto partenza perché qua è 1200-1300 metri e poi diciamo che ha fatto tutto da solo. Senti, infatti ha fatto una distanza minore rispetto a quella che aveva affrontato Aurune, però l'ha fatto lo stesso con grande profitto, insomma non è mai calato, l'hai cacciato subito, si è messo sulle gambe, è gestito insomma come 2000, come 1400. Sì, in questo palio non come Aurune non abbiamo fatto una grossa partenza perché era, come hai detto tu, 2000 metri e qua era più corta, quindi ho fatto un po' di partenza, poi mi sono messo davanti e ha dominato tutta la strada, la verità. Sarà bello vederlo nelle prossime occasioni, questo cavallo che ricordiamo 2 pali e 2 vittorie, non è da tutti, insomma sembra essersi calato perfettamente nel ruolo. Non è da tutti proprio, la verità, ha dimostrato di andare, di adattarsi al palio e non è cosa semplice perché puoi prendere anche un cavallo buono dall'ippodromo e poi magari al palio non è, invece lui era buono in ippodromo e nei pali forse anche meglio secondo me. Complimenti a Giuseppe Piccino per l'interpretazione, sesta affermazione stagionale per te, l'ultima battuta su questo palio che ha cambiato la formula, che a sorte si è andato su questo comune, secondo te è una cosa positiva che può avvicinare molta più gente di questo palio del Barigado? Secondo me sì, perché non ci sono, come ti posso, favoritismi, cose, quindi è in sorte ed è uguale per tutti, quindi è una cosa bella, sì. Complimenti ancora Giuseppe. Grazie, grazie.
Elvis Cottu con Danubio De Mores, ci eravamo visti a Orune, 2 palli, 2 vittorie per questo cavallo, insomma anche oggi una grandissima impresa. Sì, 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 sapevamo che era un buon cavallo, poi Auruna ha dimostrato quanto valeva, dai. Oggi forse la distanza è un po' corta, però bene, dai. Poi Giuseppe è una garanzia, quando monta lui va bene uguale. Senti, un cavallo che nei pali può essere davvero un cavallo interessante. Sì, sai, io ho da Dracaris che è un cavallo buono, però non so adesso, forse Dracaris è più esperto, però questo è un buon cavallo davvero. Sono contento per Giuseppe, ripeto, contento. Sì, ora sta guardando tutto questo pubblico, sta imparando. Sì, per forza riviene adesso. Grazie mille. Complimenti a tutto il team Cottu. Grazie. Salvatore Niedu che ha completato il quick double di Fordon Janus, l'avevo scritto che aveva pescato bene questo comune con Danubio Dinamica e alla fine in pista si è rivelato questo. Sì dai, una cavalla, c'ha un bel motore, in fondo veniva forte. Bene, sono contento, ha dimostrato che è un cavallo da corsa vero. Senti, lei forse avrebbe preferito una distanza maggiore, oggi era un po' stretta con i metri. Sì, era un po' stretta, si è ingambata alla fine, veniva fortissima, solo che era corta. Se c'era un 2000 secondo me poteva dire la sua bene. Comunque una buona cavallo. Sì, bellissima. Complimenti a Salvatore Niedu, secondo classificato in questo palio del Barricadu. Come l'hai trovato il palio, visto che è un palio a comuni? Bene, dai, una bella organizzazione, la pista bella. Bene. Complimenti. Grazie. Giovanni Scioggia arriva un altro terzo posto, Sì. però meglio di ultimo, dai. Ehi, meglio di ultimo, però basta questi terzi. Cosa vuoi fare ora, quarto o primo? Ma meglio secondo, dai. Senti, la clandestina, insomma, oggi poteva essere il suo palio, visto che accorciava, lei poteva andargli bene, invece è uscita una mossa complicata, una partenza un po' così, si è stato costretto a recuperare tanto, alla fine ha rimediato col testo. Sì, però va bene lo stesso. Era una categoria troppo alta per lei, dai. C'era Danubio, Dinamica, lei ancora non ha vinto un palio, quindi alla fine è il suo posto. Certo, dai. Ancora mai tempo. Può migliorare? Secondo me, con una pista diversa, sì. Complimenti a Giovanni Scioggia per il comune di Legnonelli, conquisti il terzo posto in questa palio del Barricado, bravo. Grazie. Marco Sarai per l'associazione Sabriglia che ha organizzato questa palio del Barricado. Insomma, alla fine tutto sommato una bella edizione. Ti chiedo, insomma, se siete soddisfatti innanzitutto. Sì, siamo soddisfatti, una grande partecipazione da parte del pubblico, anche abbastanza cavalli. Sì, sembra sia andata tutta bene questa edizione con questa nuova formula. Adesso speriamo si migliori sempre di più e avere ancora più partecipazione da parte di tutti i comuni, di tutte le tifoserie. Sì, perché insomma ha coinvolto 7 comuni in questa edizione del 2024 che è andata a Fordon Janus. La sorte, insomma, come hai detto tu, la nuova formula ha baciato bene Fordon Janus. Avevo detto in sede di pronostico che i cavalli migliori forse hanno toccati a questo comune, infatti hanno fatto primo e secondo. Però è una formula che può rilanciare il palio del Barricado. Sì, speriamo, è stata pensata proprio per poter rilanciare il palio e per riavvicinare tutte le tifoserie. Sperando ci sia un coinvolgimento sempre maggiore con questa nuova formula e avere dei numeri come erano state le prime edizioni di questo palio. Perché è stato un palio molto sentito inizialmente, molto, insomma, fino al Covid bene, poi purtroppo come molte cose dopo il Covid si è un po' persa l'entusiasmo, per ora diciamo che con l'Anglo-Arabo, che è la seconda edizione che si corre con questo cavallo, che è il cavallo della Sardegna, forse ci possono gettare le basi per ricostruire, ricucire i rapporti con i comuni, le tifoserie, le comunità. Serve anche un grande lavoro da parte delle amministrazioni comunali. Esatto, sì. Già in primis si era pensato di passare all'Anglo-Arabo perché con il puro sangue c'erano troppe difficoltà nel trovare 18 cavalli, era veramente difficoltoso, ma anche 9 stava diventando veramente difficile. Quindi si è pensato all'Anglo-Arabo e adesso quest'anno quest'altra formula e si spera così si possano recuperare anche fino ad arrivare di nuovo a 18 cavalli in 9 comuni, tutti partecipanti. Sì, anche perché voi questa edizione avete realizzato il lotto dei cavalli, avete accettato tutte le iscrizioni in un termine, poi si è proceduto col sorteggio. Il sorteggio abbiamo visto ha baciato Fordon Janus, però gli abbinamenti così, poi anche il sorteggio delle batterie rende tutto trasparente, equilibrato e forse questo può essere l'incentivo in più per avvicinare tutti i comuni. Sì, esatto, proprio con le amministrazioni si è pensato a questa formula qua
per poter riavvicinare tutte le tifoserie, perché alcune tifoserie capivamo che potevano avere delle difficoltà ad avvicinarsi ai proprietari dei cavalli o ai partecipanti a questo palio, e quindi si è pensato proprio a questa cosa qua per avere un maggior coinvolgimento dei cavalli e tutte le amministrazioni avere l'opportunità di poter vincere questo palio, o perlomeno di avere un cavallo qua in pista. E infatti ha vinto per la prima volta Fordongiano. Esatto, che meritatissima la vittoria di Fordongiano, sa quanto abbiamo visto, anche hanno avuto una grandissima tifoseria oggi qua in pista, e quindi lo sapevano, forse lo sapevano, ma meritatissima. Complimenti a te Marco, che sei sempre presente insomma, nell'organizzazione, nella macchina organizzativa del Palio del Barricado, che è gestita appunto dal Circolo Ippico Sabrida, che siete di San Mugheo, voi ospitate questo palio, faccio i complimenti a tutto il direttivo e speriamo di rivederci anche nel 2025. Grazie, e grazie anche a te Bruno per essere sempre presente qui a San Mugheo.